L'Assemblea Generale di Confagricoltura Agrigento, riunita presso l'azienda agricola Fattoria Vassallo a Licata, ha riconfermato all'unanimità l'avvocato Rosario Marchese Ragona alla guida dell'Unione Provinciale per il quadriennio 24-28. L'Assemblea, molto partecipata, ha espresso piena fiducia nel presidente uscente, riconoscendo le doti di leadership, l'esperienza imprenditoriale e sindacale, nonché la capacità di rappresentare meglio gli interessi delle aziende agricole agrigentine. I soci di Agrigento che mi hanno dato fiducia in un'assemblea fatta per acclamazione hanno deciso di darmi l'onore di continuare il percorso intrapreso. Devo dire, per me è un grande onore, ma è un grande onere in un momento in cui l'agricoltura agrigentina, l'agricoltura siciliana tutta ha dei seri problemi. Quotidianamente noi siamo in contatto con l'assessorato, ahimè abbiamo un'ordinanza nazionale di emergenza del comparto agricolo, perché in tutto questo c'è un cambiamento climatico in atto dove le nostre culture ne stanno risentendo enormemente. Abbiamo fiducia nelle istituzioni, nel governo regionale, nel governo nazionale, a che questo decreto di emergenza si trasformi in provvedimenti concreti verso la nostra agricoltura. È una gran bella cosa, una grande soddisfazione da parte mia, ma sicuramente un grande onere per portare a casa dei risultati per noi agricoltori. Presidente, lei concilia anche l'incarico regionale, quindi diciamo riesce a entrambi le cose, insomma impegnativo. Concilio l'incarico regionale, i problemi sono comunque gli stessi, gli interlocutori sono gli stessi, chiaramente a livello regionale c'è un ampio raggio perché ci facciamo carico della situazione di tutte le province, ma io devo dire, ahimè, che non c'è nessuna provincia che non abbia danni, non c'è nessun comparto che non abbia danni, lavoriamo a 360 gradi per tutte le province e per tutti i comparti. Ieri abbiamo avuto una riunione in assessorato agricoltura, è stato convocato un tavolo di crisi dove come Confagricoltura abbiamo fatto le nostre proposte, oltre il decreto di emergenza nazionale e i provvedimenti che scaturiranno da qua a breve con un'ordinanza della protezione civile che probabilmente ricalcherà ciò che è successo ahimè in Emilia l'anno scorso. Abbiamo chiesto dei provvedimenti che l'assessorato agricoltura può emettere nei confronti degli agricoltori siciliani e immagino il secondo bando sui laghetti collinari. Già della scorsa legislatura il precedente governo diede ascolto alla nostra richiesta e ci fu un bando sui laghetti collinari, abbiamo chiesto un secondo bando, ma abbiamo chiesto anche la possibilità delle scavazioni di pozzi con un regime semplificato, con un regime burocratico semplificato, dando un contributo ai nostri agricoltori che ormai sono veramente al collasso. Abbiamo chiesto l'azzeramento di bollette dei consorzi di bonifica. È inconcepibile che arrivino delle cartelle salatissime dei consorzi di bonifica e poi di fatto acqua nelle nostre aziende non ne arriva, le dighe sono vuote, le condutture sono con abbrodo. E abbiamo chiesto anche nella nuova programmazione comunitaria di inserire misure sostenibili a salvaguardia dell'ambiente, quale la riconversione o la riduzione sensibile dei fitofarmaci, perché non tutte le aziende possono fare biologico. C'è chi vuole salvaguardare l'ambiente riducendo i fitofarmaci, diamogli la possibilità con queste misure comunitarie di poterlo continuare a fare. Così come abbiamo chiesto la proroga delle scadenze comunitarie, perché il giugno 2025 è molto vicino, molte aziende ancora devono ricevere dei decreti finanziamenti di iniziative presentate qualche anno fa. Diamo la possibilità ai nostri agricoltori, considerato il momento di crisi, la crisi di liquidità, il difficile riperimento di manodopera o di materiali, di poter portare a compimento gli impegni che hanno preso. Quindi chiediamo, considerato lo stato di emergenza, che anche le scadenze comunitarie possano essere derogate.